Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Gol in Casa, la trasmissione di approfondimento sulle tematiche, i risultati e le emozioni del weekend calcistico. Passiamo subito a presentare i nostri ospiti. Questa sera abbiamo qui con noi Simone Salviato, che è difensore della Luparense. Buonasera a tutti. E poi Vincenzo Silipo, che è allenatore storico del calcio bassanese. Buonasera Alex, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie per essere qui con noi. E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione. Come di consueto partiamo dal campionato di Serie D che domenica ha regalato non poche emozioni. Approfittiamo di Simone per parlare e per iniziare la nostra analisi con l'1-1 della Luparense sul campo del Chions, un pareggio che ha visto la Luparense salire a quota 21 punti, quarto posto in classifica. Diciamo, Simone, che la Luparense è una di quelle squadre che dà sempre l'impressione di poter far male all'avversario, anche quando magari è in una giornata non al massimo, diciamo, delle proprie potenzialità. Ieri siete passati in vantaggio con il 10° gol stagionale di Pittarello. Dopo il vantaggio c'è stato un leggero calo. Qual è stato il problema? Fisico o di merito degli avversari? No, ma penso che sia stata una partita molto equilibrata da parte di tutte e due le squadre. Siamo partiti forse meglio noi, con Scappin con una conclusione iniziale. Dopo comunque abbiamo preso fiducia anche nel gioco, nei propri mezzi da parte di tutti i giocatori. Abbiamo sbloccato la partita e dopo è normale che ci sia un calo nell'arco dei 90 minuti perché non si può spingere per tutti i 90 minuti. Abbiamo dato forse un po' troppo campo al Chions per il pareggio da un nostro errore, quindi quelli sono forse i nostri, tra virgolette, limiti che dobbiamo superare, perché non è mai, c'è bravura anche dell'avversario, però se noi li mettiamo in condizione di farci male, allora lì diventa un problema. E nella seconda parte del secondo tempo il Chions voleva provare a vincere la partita, lo volevamo fare anche noi. È stata una partita molto aperta, squadre molto lunghe. Ti dico che è stato un peccato perché alla fine il pareggio è stato quello più giusto, vista la partita da fuori. È normale che noi le vorremmo vincere tutte, come le vorrebbero vincere tutti quanti, però ci teniamo stretto un punto dove a Chions è un campo difficile. E anche se non avevamo la nostra migliore giornata, limando qualche errore, forse un 1-0 potevamo portarlo a casa. Beh, va comunque ricordato che la Luparense è stata giustamente ribattezzata dal presidente Stefano Zarattini la squadra dei miracoli, 3 promozioni consecutive. La formazione di San Martino di Lupari è una neopromossa in campionato di Serie D. La classifica è comunque corta. 7 punti dalla vetta non sono una distanza incolmabile. Che aria si respira nello spogliatoio? Quanto ci credete? No, c'è molto ottimismo perché sappiamo che è un campionato equilibrato, quindi le puoi vincere con tutte, le puoi perdere con tutte. Abbiamo visto che il Belluno ha vinto con l'Adriese, poi è venuto in casa nostra a vincere. Ieri l'Adriese perdeva 1-0, insomma è un campionato di livello medio-alto, molto equilibrato. Non si vincono adesso i campionati, ma i campionati si vincono con costanza, cercare di affrontare tutte le partite che vengono prese una per una e poi a maggio fare un bilancio dove comunque ci si aspetterà le 3-4 squadre che se la giocheranno fino in fondo. Ecco, mister Silipo, da acuto osservatore del calcio bassanese e non solo, ti chiedo un parere sull'altra partita di cartello della Serie D. Al Fair Play di Cartigliano si affrontavano le due regine del campionato, Cartigliano e Campodarsico. Hanno vinto 3-1 gli ospiti in una partita nettamente, diciamo, meritata dal punto di vista del gioco e della prestazione. Ti chiedo però un parere al di là del risultato di domenica. Una squadra sorprendente come il Cartigliano, che in pochi si aspettavano potesse reggere per 12 giornate in testa alla classifica, subire una sconfitta così può aiutare o può avere un contraccolpo? Non credo che questa sconfitta possa avere un contraccolpo per una squadra come il Cartigliano. Non so quanto la posizione di primato possa essere un
una posizione che era stata programmata o meno dalla società. Io ho avuto modo di vedere diverse partite del Cartigliano quest'anno e devo dire che è una squadra molto ben organizzata, che ha un bel gioco, dei giocatori di valore che possono fare la differenza. Purtroppo deve fare a meno adesso di un giocatore molto importante come Di Gennaro, che è un caro ragazzo che conosco e al quale voglio fargli un grande in bocca al lupo per l'infortunio che ha subito. Fare a meno di un giocatore come questo, che l'anno scorso è stato capocannoniere, sicuramente è una penalizzazione per questa società importante. Però molto spesso dalle sconfitte si imparano molte più cose che dalle vittorie e pertanto credo che il Cartigliano possa ripartire sin dalla prossima gara con il piglio che lo ha contraddistinto finora. Ecco Simone, torniamo a San Martino di Lupari. La tua carriera parla chiaro, hai un curriculum di quelli da far strabuzzare gli occhi: Livorno, Bari, Novara, Mantova, Padova, Vicenza. Hai vissuto la realtà di tanti spogliatoi importanti, le aspettative a San Martino di Lupari sono alte. Che aria si respira dentro lo spogliatoio pensando al traguardo di maggio? Ma ti dico molto serenamente, nel senso che gli obiettivi che si prefissano all'interno dello spogliatoio e che rimangono sempre all'interno sono sempre di quelli più rosei, insomma, no? Perché è giusto non porsi limiti all'interno dello spogliatoio, è normale che poi dopo la società e il direttore faranno le dichiarazioni e diranno qual è l'obiettivo. Però il nostro obiettivo è quello di dare il massimo, cercare di formare un gruppo forte, un gruppo vincente, un gruppo sano, che possa dare il filo da torcere a tutte le squadre che domenica vengono a San Martino e di conseguenza noi andiamo in trasferta. Quindi io penso che si sta formando un bellissimo gruppo, molto affiatato, e sappiamo di essere una buonissima squadra se mettiamo il 100% e facciamo quello che il mister ci dice in settimana. Dove a volte noi perdiamo magari un po' di concentrazione o ci rilassiamo un attimo, ecco che rivengono fuori i nostri limiti. Quindi quelli secondo me sono quei centimetri che ci mancano per diventare una squadra vera. Ecco, abbiamo fatto prima accenno alla tua carriera. C'è un episodio che molti telespettatori tristemente ricordano, risale alla partita Pescara-Livorno del 2012. Tu eri in campo quando per Mario Morosini ebbe, diciamo, quel problema di salute che risultò fatale. Che ricordo hai tu di quella giornata e che ricordo hai di Pier Mario? Beh, il ricordo di Mario è un ricordo bellissimo, un ragazzo veramente semplice, umile, col sorriso stampato sempre sulla bocca. Chi lo conosceva non se l'aspettava, perché lui non dava mai segno di cedimento, era sempre col sorriso stampato sulla bocca, quindi faticavi. È normale che a volte lo vedevi un po' pensieroso, perché comunque è sempre un ragazzo giovane dove sono accadute cose che inimmaginabili, ma purtroppo quel giorno lì nessuno se l'aspettava, era una giornata come tutte le altre, siamo andati in ritiro, abbiamo pranzato al mattino, siamo entrati in campo e poi ha avuto quei 2 minuti che si accasciò, poi si rimette in piedi, si accasciò e lì abbiamo capito, insomma, in campo che c'era qualcosa che non andasse e poi dopo siamo rientrati in spogliatoio, siamo andati in ospedale e lì ci hanno detto che non c'era più nulla da fare e Mario, insomma, è rimasto lì con noi. E poi fatalità ha voluto che tornassimo a Livorno e questo è un aneddoto che ho raccontato a pochi. Insomma, lui amava giocare con la pioggia, perché lui diceva che la pioggia era un pianto degli angeli. E a Tirrenia, a Livorno c'era il sole, ci siamo cambiati, siamo andati in campo, abbiamo fatto una partitina perché era veramente una partitina triste. Dopo 2 minuti il diluvio universale. E da lì abbiamo capito, insomma, che lui era con noi e poi l'anno dopo andammo in Serie A con la stessa squadra, gli stessi giocatori, insomma. L'anno prima ci siamo salvati all'ultima giornata in B e l'anno dopo siamo andati in Serie A. Hai detto bene, lui era con voi, è con tutti noi, a distanza di 7 anni il suo ricordo è quanto mai vivido e profondo in tutti coloro che amano la vita e amano chiaramente lo sport.
Torniamo a parlare di calcio giocato, ci spostiamo nel campionato di promozione, una realtà che mister Silipo conosce perfettamente. Allora approfitto della tua presenza qui, mister, per fare un piccolo bilancio di questo girone B di promozione. Lo Schio ha vinto 2-0 contro il Football Valbrenta, il Bassano soffre ma riesce a strappare 3 punti in trasferta contro la Villa Franchese, vince la Marosticense, pareggia il Rosà, insomma le grandi stanno rispondendo bene. Ti chiedo intanto un tuo parere sul girone B e su quella che magari può essere la terza incomoda, quella che può dare più fastidio al duo di testa Bassano-Schio. Il campionato di promozione è un campionato molto difficile, le società devono essere molto ben organizzate per affrontarlo, soprattutto dal punto di vista del settore giovanile. Ad oggi la compagine più accreditata per vincere questo campionato è sicuramente il Bassano, per gli investimenti che ha fatto, per la rosa, per i giocatori. Però c'è uno Schio che già da qualche anno che tenta di fare il salto e pertanto credo che sia la compagine che può dar maggiormente fastidio al Bassano. Come terzo incomodo vedrei il Cornedo, è una squadra che ha preso pochi gol e questo è un indice di solidità, gioca anche bene, ho avuto modo di vederla quest'anno e quindi potrebbe essere il terzo incomodo rispetto a questo duetto Schio-Bassano. Per le altre bassanesi il Rosà sta facendo benissimo, anche la Marosticense ha fatto una bellissima vittoria ieri 4-3 fuori 4-3. Casa e pertanto credo che le società bassanesi si stiano distinguendo. Beh, in questo livello campionato. È molto alto quest'anno, il livello è molto alto, in sì. promozione. Spostiamoci di categoria perché ieri, mentre 1300 persone erano magari a vedere la partita di Cartello, Cartigliano Campodarsego, qui in zona mister Silipo invece si è andato a gustare un derby anche questo sentitissimo, Eurocalcio contro Cassola, ha vinto 2-0 l'Eurocalcio con gol di Airulai e Gheno. Raccontaci qualcosa della partita. Sì, sono andato a vedere questo derby soprattutto anche per la stima e anche l'affetto che nutro verso entrambe le società e quindi ero curioso di vederle all'opera e di vedere all'opera anche il Cassola dopo il cambio tecnico avvenuto 2 settimane fa. È stata una partita equilibrata fino all'episodio chiave, al 27esimo, quando l'arbitro ha concesso un calcio di rigore a favore dell'Eurocalcio che Gheno ha trasformato magistralmente. Da lì gli ospiti si sono un po' innervositi e dopo 2 minuti, a seguito di un calcio di punizione dal limite dell'area decretato dal direttore di gara, Frison, il portiere del Cassola, ha protestato oltremodo e ha subito il doppio giallo e quindi il Cassola, vedendosi in inferiorità numerica, ha avuto difficoltà a rimettersi in partita. Devo dire che però l'Eurocalcio si è difeso molto bene, non ha mai rischiato nulla e quindi alla fine credo che Memedoschi ha fatto una partita di grande spessore. Assolutamente, è stato un baluardo difensivo sia in fase difensiva ma anche di impostazione. Vedi l'Eurocalcio come la favorita del girone? Sì, secondo me l'Eurocalcio è una squadra ben equipaggiata e credo che arriverà fino in fondo per giocarsela con le avversarie. Ha preso soltanto 9 gol, ne ha fatti 17, quindi sicuramente è una squadra che è la maggiore accreditata per vincere il campionato e si vede anche un'impostazione di gioco che viene anche dall'esperienza fatta già dall'anno scorso. Assolutamente. Il tempo, come sempre, è tiranno, anche quest'oggi avremo proseguito a lungo la nostra chiacchierata con i nostri ospiti. L'appuntamento, ve lo ricordo, per gli approfondimenti è tutti i sabati e tutti i lunedì sera alle ore 20 su Rete Veneta. Ringraziamo Simone Salviato di essere stato con noi, ringraziamo mister Vincenzo Silipo. Grazie a voi. Buona serata e buon calcio a tutti.